La mia esperienza è stata positiva perché altrimenti non sarei qua. La prevenzione ho anche deciso, siccome non è un percorso facile, ho deciso di esternarlo, di raccontarlo per dare coraggio anche alle persone che lo stanno vivendo come me, e purtroppo siamo anche in tante, e mettere appunto l'accento sulla prevenzione. Io in questo ospedale sono stata accolta, sono stata, come dicevo prima, tranquillizzata anche perché ero molto spaventata. Sono caduta veramente per tante settimane. Ho camminato con accanto una persona al mio fianco, era la paura, ma una paura sorda, una paura che non ti fa neanche più ascoltare quello che le persone che hai vicino. Veramente è stato faticoso. I medici ti aggrappi quindi a qualsiasi frase che un medico può dirti, quindi mi sono aggrappata alla speranza che loro mi davano, a quelle frasi positive. Non tutti hanno questa empatia, non tutti i medici ce l'hanno, motivo per cui aggrappandomi con forza ogni giorno